Intanto, come avete sentito, si avvicinano appunto le prossime elezioni regionali e nel Partito Democratico veronese si discutono già i nomi dei candidati. Il servizio di Lilo Aldegheri. Elezioni regionali sempre più vicine e i partiti sono in fermento per la scelta dei loro candidati. Nel PD sembra quasi certa l'indicazione di Alessandra Moretti per la presidenza, in contrapposizione ovviamente al candidato del centrodestra che sarà il governatore uscente Luca Zaia. A Verona poi è aperta la discussione anche sulle candidature a consigliere e con una iniziativa inedita un gruppo di giovani della città e della provincia è sceso in campo per chiedere la ricandidatura di Franco Bonfante. Abbiamo coinvolto il territorio in una consultazione per capire come la vede su Franco Bonfante. Abbiamo avuto dei risultati ben sopra le nostre aspettative, raccogliendo 300 sottoscrizioni per la candidatura di Franco, che sono sottoscrizioni mirate e che vengono da amministratori, sindaci, dirigenti locali, segretari di circolo. Bonfante è stato consigliere a Palazzo Ferrofini in rappresentanza di Verona nel corso delle ultime 2 legislature ed è attualmente vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto. Sono sorpreso ma sereno per la richiesta di procedere nei miei confronti